Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Ovaro, questa è la traccia di oggi. Ovaro, Villa Santina, Zoncolan, Ovaro. Tutto questo in MTB. Oggi giro con Francesco, gruppo Bastioni, che avete già visto in altri video, e Sebastian. Parcheggiato a Ovaro, trasferimento 10 km su strada fino a Villa Santina, così ci scaldiamo bene e da lì si sale. Chiuderemo poi un anello, come dicevo prima, a Ovaro di nuovo. Siamo arrivati a Villa Santina, alla rotonda cominciamo a salire direzione Lauco o Lauco, adesso sicuramente sbaglierò la pronuncia, quindi le dico entrambe ed eventualmente lasciatemi un commento, scrivetemi come si legge, dove va l'accento. Mentre ci si sta già svestendo perché fa più caldo del previsto. Capitolo abbigliamento. Oggi provo, inizia quella mezza stagione in cui si va per tentativi. Biancheria media senza maniche, maglietta super leggera e il mio super gilet alle Climatic felpato leggermente all'interno con le tasche, così dovrei essere vestito a strati per coprire un po' tutte le temperature. Hai messo la traccia? Filo di te. Bene. Partiti 9 km subito in salita. Eccoci. Possiamo dire primo scollino? No, non possiamo dire primo scollino. Così, più avanti. Bello, eh? Bellissimo. Tipico paese carnico. Ciao. Pendenza in doppia cifra. Sì, tanto qua. Il Friuli è ripido. Poco da fare. Ho fatto farmi il Giau. Oh, che spettacolo però. Valcario, Valparola. Poi ho fatto un altro qui al giro, però ho fatto una botta. Chiusa forte. Sì? La Nevea. Sì? Passo Predi. Sceso giù in Slovenia, Val 30, girato a sinistra, il famoso passo Vršić. Sì, ok. Quello che facendolo da Kranjska Gora, Sì. che è più facile, hai tutti i tornanti con il porfido. Urca. È strafigo. Bello. Qua a sinistra. Che pedali bene, che giri bene la gamba. Tutto merito del biomeccanico. No. La vera pedalata è agile. Lo so. Devi sapere che mi prendono tutti in giro perché vado su in bici da strada con una cadenza folle. No. Come Froome. Anzi. Mi prendono tutti in giro. E poi è strallenante. Allenidis. Eccolo qua davanti. Era segno di apprezzamento. Piccola discesa e qua si ricomincerà a salire. Qua si va su a sinistra. Sinistra. Come bella la Epic, mi piace. Una grande bici. Arrivavo dalla Expert Carbon 2020, cross country pura 100-100 e guarda, a me non piace andare in discesa, non piace perché non mi sento sempre sicuro e questo ti perdona tanto.
con la forca da 120 già è tanta roba, poi è un po' più aperta di sterzo. Davanti a noi il paese di Vinaio. Neanche non vi dico la pendenza. Buon bene. No, la usi anche da trail fondamentalmente. Sebastian Sì. all'11-12% mi parla e mi stacca. Spettacolo. E non so come cazzo fa. 15-16%. Bello sto garage. Oh, ma non l'avevamo già fatto la sfida ai muri del Coglio? La sfida ai muri della Carnia? La salita della Viarte. Sì. È proprio una coppa lì. Scollino piccolo, poi si vede già un'altra bella rampa. 20 km, 920 di dislivello e su quel tavolino lì c'è scritto il mio nome. Ma che bello! Andiamo qua dietro. Che pace! Gilet? Sì, perché sennò non vengo colto. Sì. Prima stavo morendo. Sì, anche perché abbiamo un pelino di discesa adesso, poi c'è un piccolo dente e dopo di nuovo salita. Breve recap, abbiamo fatto 20 km per 920 metri di dislivello, pedalato circa un'ora e mezza e questo è il profilo altimetrico che ci manca. Tutta questa salita qua, Zoncolan e poi si rientra a Ovaro. Let's go! Che cosa c'è dopo la discesa al 20%? La salita al 22%. Dura, però che spettacolo! Bellissimo! Ah, che bello, asfaltato con le righe. Means pendenza oltre il 20%. Le rampe che si piazzano. Ma metto anche il 50, va. Dimentico sempre. Un bel 24%, tanto per gradire. 26. Va su, eh?
quando spiana è al 19%, così. Le rampe tutte 24, 25, 26%. Veramente dura. Siamo saliti da lì, questa strada qua, 25-26%, tutta tornanti. Ho rallentato per fare una foto, ho perso completamente il ritmo. Oh cazzo, rampe a... Quanto erano? 26, 27. Oh, ja. Vediamo se riusciamo a stare fuori da questa nuvola qua. Sarà difficile, ma ci proviamo. Sono poco loquace oggi su questi pezzi perché sono veramente molto duri. Adesso dietro a questo pezzo dovremo scollinare leggermente, brevissima discesa e ultimo dente per arrivare in quota. Siamo a 1564 metri sul livello del mare, quindi direi che siamo quasi arrivati, che lo Zoncolan a 1600. Monte Zoncolan. Ci sono già i cartelli. Vabbè. Che spettacolo! Tutto chiuso. Uè, che spettacolo! Mamma mia! Cosa fai? Scollini, vedi lo Zoncolan e non fai l'ultima rampa? Pareva brutto. Non hai conquistato. Esatto. Wow! Adesso che cerco cambi ancora. Anch'io. Non c'è un 60. Dopo vado a casa e monto il 54 del deragliatore davanti della Ethos, lo monto dietro. Va che robetta, bellissimo. Quante volte abbiamo detto ultima rampa oggi? Parecchio. Scollino al rifugio Tamai. Ah che bene.
non sono commosso, sono solo sudato. Qua dietro rifugio Tamai e qua davanti cima Tamai. Arrivati. Molto faticoso, ma molto bello. È proprio remunerante arrivare in cima. Grandi. Per la pista a sci. Sarebbe da fare, no? Ebbene sì. Ebbene sì. Fatto. Ebbene sì, Zoncolan fatto. Adesso scendiamo a Ovaro, macchina e casa. Sono contento. Bene, oggi bel giro. Later. Ok, siamo scesi a Ovaro. Torniamo alla macchina. Era qua, sì. Franz! Go! Grande giro. Bello. Bella Franz, grande. Bella. Bellissimo, tanta roba. Questo conta anche come sopralluogo della salita da Ovaro su strada che oggi abbiamo fatto in discesa per un prossimo giro in bici da strada. Veramente figo, molto contento. Siamo tornati in macchina. Adesso ci fermiamo a mangiare e bere qualcosa, mi cambio e poi direzione casa. Molto contento di questo giro, spero che siano uscite belle riprese sia con la GoPro mentre andavamo che con il drone, e direi che vi saluto qui, ci vediamo al prossimo video. Come sempre la traccia è in descrizione, quindi c'è il link a Strava e potete scaricarvi la traccia, salvarvi GPX, rifare lo stesso giro, quello che volete. Lasciatevi un commento se vi è piaciuto il giro di oggi e se avete delle alternative qua in zona, o se ci sono dei posti qui fra Ovaro, Villa Santina, Zoncolan e cose del genere in cui secondo voi merita assolutamente andare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!